dispiace, ma questa sera davvero non posso, perché prima devo portarla a quella mostra che ti sto dicendo, poi subito dopo arriva quel suo amico alla stazione, la vado a prendere io perché lei non ha la macchina, quindi siamo tutti servi della pleba e abbiamo dentro al cuore una canzone triste. Servi della gleba, della carta, verso il triangolino che ci esalta. Niente marijuana né pasticche, non si assume solo due di picche. Servi della gleba, anestetizzati da una stronza, come simbolici di gym, schiacci il capo ed esce lo sfaccino. Ciao ragazzi. Ciao, faccio di legno, dove cazzo hai finito? No niente, ho avuto un esame e poi non sono stato molto bene, ecco. Dici cosa molto di preciso? Ma sono stato dal medico, mi ha detto che ho le papille gustative dilatate. No, sembra che ultimamente abbia pippato. No, ti giuro, ti è venuto anche il gomito. No dai, è che ho delle storiacce curative. Meglio dato il pre di picche. Ma no, che cosa dite? Lei mi è molto affezionata, solo che ha delle storie, questo tipo che la rendono infelice. E siccome a lei ci tengo più che a me, ho parlato al suo ragazzo e l'ho convinto a ritornare da lei. Ma non sta mica piacendo. No, è che ho distrutto l'ennesimo Celica. L'occhio ho preso il vetro di cemento. Lei è il mio piccione che è il suo monumento. Servi della gleba tutta birra, carichi dietro di sburra, cuore in fiamme maschera di ghiaccio, noi col nostro carico di spazio. Della gleba planetaria, schiavi della piantola mammaria, come dei simbolici di gym, schiacci il capo ed esce lo spazzino. Lasciami cantare sto sì, pronto, ciao. No, niente, scusami, è che ci sono rimasto veramente molto male ieri perché ho saputo da Bruno, quello dello sexy shop, che sei uscita con due tipi l'altra sera. Cioè, scusami, io te lo chiedo 1000 volte di uscire con me e tu mi rispondi sempre che devi studiare ed hai qua e là e poi esci con questi due. Ciao, scusa, non è giusto, io lo sai che ti amo e tutto quello che mi hai chiesto io te l'ho sempre fatto. E scusami, adesso sono veramente stufo. E scusami, adesso cosa mi devi fare? Mi vuoi mettere una scopa nel culo così magari ti ramazzo la stanza? Bravo Eugenio! Ecco come si trattano le donne, un applauso! Un applauso al maestro Eugenio! Ce l'ha fatta, abbiamo fatto tante prove e questa sera ce l'ha fatta, un applauso ancora. Cioè ragazzi, Un uomo tutto d'un pezzo. 5 anni di scopa nel culo. Guardatelo. Cioè neanche Tiziana questo, cioè, proprio veramente neanche Tiziana. Ma questa chi Però è, Eugenio? io sono... Un attimo, cosa sta? No, non è il ci... tuo- Eugenio! No, è Eugenio? Eugenio è il tuo. No! Ragazzi, devo rispondere. No, No!